Bene, il mio intervento è stato semplicemente da libera cittadina e beduina in quanto giovane, perché purtroppo ci sono stati negati quelli che sono i servizi necessari, quali ad esempio vivere in una città priva di immondizia o al buio. Quindi la mia preghiera è quella che i giovani intervengano, scendano anche in piazza, al di là del colore politico, affinché possiamo dare una mano e prendere le redini di questa città che purtroppo di dignitoso non ha più niente. Ora io sono sicuro che dopo questo intervento faranno lavorare e diranno di tutto e di più, magari con insulti, noi siamo stati molto civili. Però la gente senta loro e senta noi e si faccia un'idea. Io sono pronto a dare delucidazioni su tutto a tutti i cittadini che mi vorranno chiedere qualcosa. Vogliamo la normalità, una normalità che ci è stata negata, non vogliamo. Siamo delusi perché io ho votato 5 Stelle, io è la 6ª volta che voto 5 Stelle, 2 volte le nazionali, 2 volte le nazionali, 2 volte le regionali, una volta le europee e una volta al Consiglio. Perché siete delusi? Noi siamo delusi perché è sotto gli occhi di tutti, strade dissestate, quartieri al buio. Non c'è più relazione con la gente, la sindaca ha chiamato i carabinieri perché gli impiegati comunali volevano le retribuzioni, ma che sono terroristi, ve lo immaginate Pierino Borgini con la Molotov in tasca, hanno chiamato i carabinieri contro Pierino Borgini, non sono delinquenti, sono persone per bene, disperate perché 4 mesi senza stipendio è una cosa inconcepibile. Vogliamo la normalità. Dopo questa manifestazione quale sarà il prossimo passo? Questo è il mio passo, sarà indietro. 1, 2, 3 passi indietro perché voglio che siano questi giovani a farsi avanti, avendo sempre la mia collaborazione, perché se uno fa le cose per fare i passi avanti non diventa più credibile. Io faccio 3 passi indietro. Se le cose continueranno ad andare così, la prossima mossa che proporrò, perché ora comandano loro, sarà quella di raccogliere 2000 firme e mandarle a Conte, a Di Maio, a Cancellieri e che più ne ha, perché i voti li perdono. E noi non facciamo, non mi interessa, la gente è libera, però di questo modo, in questa maniera, ritorneranno, ci saranno i grandi ritorni e la responsabilità sarà di chi, come a Porto Empedocle, amministra male queste città che sono i 5 Stelle, non mi dispiace perché ci ho votato. Prima ha richiamato i consiglieri comunali, perché? Qual è il motivo? I consiglieri comunali sono quelli che devono vigilare, sono quelli che hanno un compito specifico che è l'indirizzo politico e di controllo e quindi spetta a loro pigliare decisioni, sono 14 contro 2, in ogni momento possono mandare a casa la sindaca, se non la mandano evidentemente vuol dire che reputano che sia la cosa. Però non è possibile che presi a 1 a 1 dicono io la manderei, io la manderei, io la manderei e poi tutti assieme non la mandano. Io non voglio che la mandino via, stiamo attenti. Devono valutare e fare le loro scelte. Però io vorrei sapere chi è contento di questo modo di gestire e chi non lo è. Se sono tutti contenti loro, contenti tutti. Si ripresenteranno e poi vedremo.